L'amore per i colori nerazzurri si tocca con mano a Castrofilippo e si legge sul volto anche dei tanti giovani che indossano la maglia e sventolano le bandiere in Corso Umberto, chiuso al traffico per l'occasione. Ai castrofilippesi si sono uniti i rappresentanti dei club interisti di Agrigento, Favara, Canicattì, Serra di Falco e Ravanusa. La manifestazione è stata organizzata a due passi dal balcone, dal quale nel 2010 salutarono la folla dei tifosi Luisito Suarez e Spillo Altobelli. Era quella la casa di Angelo Arnone. Il calcio è fatto di persone serie. Oggi vediamo qualcuno che per qualche milione di euro cambia colore quando baciava la nostra maglia e invece ha dimostrato quello che è. I tempi di Mazzola, i tempi di Rivera, i tempi di Gigi Riva non ci sono. Però vi posso dire che tramite Calogero Barba, e ripeto, lo ringrazio, questa sera siamo orgogliosi di vedere Liuzzi di Canicattì con i suoi amici, di vedere Favara con i suoi amici, di vedere Ravanusa, di vedere Agrigento e di vedere tanti giovani che oggi festeggiamo una grande gioia dell'Inter. E vi posso dire soltanto che in questi giorni il mio cuore si è spezzato quando ho sentito la notizia della morte di Luisito Suarez. Il 5 ottobre del 2010, tramite l'amicizia di Giacomo Gioacchino Petralito, abbiamo portato a Castrofilippo i due campioni, uno del pallone d'oro e Alessandro Altobelli. E quando passo di qua, 13 anni fa abitavo in quel balcone il primo piano, tutte le volte che passo di qua penso a quei campioni che si sono affacciati da quel balcone. Angelo Arnone è legato da una grande amicizia con il procuratore sportivo Gioacchino Petralito, il quale qualche promessa di portare altri campioni in paese pare l'abbia fatta proprio ad Arnone. Protagonista assoluta della serata, la nipote di Angelo Arnone, la piccola Mia, tifosissima, che sul palco si è proprio scatenata cantando l'inno dell'Inter. Ad organizzare l'evento Calogero Barba. Allora, l'idea è nata verso la metà di maggio, ma è doveroso fare un passettino indietro. Il 5 di marzo Mia debutta per la prima volta in TV a The Voice Kids e alla domanda di Clementino per quale squadra tifi, Mia aveva detto che faceva come hobby calcio, Mia risponde: io per l'Inter, come se fosse automatico, ovvio, tifare per la Beneamata. Poi cosa è successo? Durante la metà di maggio ascolto l'inno ufficiale dell'Inter e mi accorgo che c'è una voce femminile. Quindi penso subito a questa meravigliosa bambina e dico: perché non unire le cose? Mia interista, nell'inno ufficiale dell'Inter c'è una voce femminile, uniamo le due cose. E quindi parlo con i genitori, che sono da generazioni interisti, il papà, il nonno materno, sposano il progetto insieme a me e nasce questa bellissima serata. Abbiamo sentito che Petralito porterà un campione, oltre a quelli che ha portato come Suarez. Petralito nel 2010, proprio qua vicino, in quel balcone là, ha portato Luisito Suarez che ci ha lasciati qualche settimana fa e Spillo Altobelli. Ci ha promesso nei prossimi mesi di portare un altro super campione del passato e noi lo abbracceremo con il nostro calore che ci contraddistingue. Inutile parlare di Lukaku, anche perché la fede non esiste più. Io di Lukaku non voglio dire nulla, un calciatore che fino a 2 settimane fa rinuncia un contratto faraonico in Arabia Saudita dicendo voglio solo l'Inter e poi non si fa sentire per una settimana
sotto sotto fa la trattativa con la Juve, e solo 2 mesi fa, un paio di mesi fa, è stato insultato, ha litigato con i giocatori della Juve, con la curva della Juve. Mi sembra talmente assurdo. Pensavo di aver visto tutto, ma mi sbagliavo. Ma non cambiano i colori, io corro con la stessa voce, gli occhi con la stessa luce. Siamo noi, solo noi, i nostri cuori in mezzo al campo saranno sempre al nostro fianco. In ogni attacco di difesa, sempre aspetta come in casa. Siamo noi, solo noi. Yes, I am. Il 9 marzo 1908 erano poco più di 40. Oggi siamo milioni.